Rispetto all'altro anno l'aumento, carta alla mano è proprio questo, oltre il 220%. Il caro bolletta si fa pesantemente sentire, specialmente nelle tasche di chi svolge un'attività commerciale o è un piccolo o medio imprenditore. Continua il nostro viaggio alla scoperta di come gli imprenditori bassanesi stiano affrontando questa situazione. Questa volta siamo andati a vedere il mondo della ristorazione. Ha colpito i mesi di ottobre, novembre e dicembre, sarà così anche la bolletta di gennaio e quella di febbraio e dopo dicono che comincerà a scendere un po' alla volta. Aumenti che diventano sempre più insostenibili e che vanno a quantificarsi in altri aumenti che riguardano le materie prime. E noi stiamo subendo aumenti sulle materie prime, sul vino, perfino perché è aumentato il vetro, fino ad arrivare poi anche alle imposte locali ovviamente. Nonostante in fatture siano indicate una serie di detrazioni causa Covid, l'importo di queste rimane uguale o maggiore rispetto agli anni passati, nonostante la mole di lavoro e pertanto la produzione si sia drasticamente ridotta. In questo momento dobbiamo subire passivamente questi aumenti, noi infatti siamo, credo, come categoria sia di albergatori che ristoratori molto arrabbiati, sono costi, ripeto, insostenibili, nessuna azienda può rimanere in piedi con questi costi.